L'approvazione da parte del Senato della Repubblica della normativa quadro sul federalismo fiscale e il suo imminente esame da parte del Parlamento ha immediatamente sollevato polemiche sui costi del nuovo assetto dello Stato. Qui ci domandiamo, sono giustificate? Il gruppo ASPRI, l'Associazione per gli Studi sulla riforma delle istituzioni democratiche e sull'innovazione nelle amministrazioni pubbliche, presiedute da Franco Bassanini, ha documentato come l'articolo 119 contenga importanti clausole da salvaguardia. Regioni ed enti locali devono cioè avere risorse sufficienti al finanziamento delle loro funzioni, sotto forma di tributi propri e di compartecipazione al gettito erariale, integrate dal fondo perequativo, dal fondo per i territori con minore capacità tributaria, quindi in modo solidaristico. Inoltre i livelli e i costi standard verranno congegnati in modo da premiare i soggetti la cui gestione risulta più efficiente. A questi antidoti al rischio, per così dire, di dissolutezza della politica di bilancio se ne devono aggiungere altri, non citati nel lavoro di altri, principalmente i vincoli europei, il patto di stabilità interna. Sono una prima linea di difesa nei confronti di comportamenti peccaminosi sotto il profilo della disciplina di bilancio. Aspetto interessante e poco noto in Italia è come, accentuando il federalismo, due paesi dell'Unione Europea, il Belgio e l'Austria, sono riusciti a ridurre stock di debito e il disavanzo dei conti pubblici che li affliggevano tanto quanto affliggono il nostro paese. Il Belgio ha sostanzialmente utilizzato un patto di stabilità interno analogo al nostro. Più astuto, almeno mediaticamente, è stato il programma dell'Austria, dove il governo federale e quello dei singoli Länder hanno riformato il bilancio in modo da dividerlo in tre categorie: spese per l'amministrazione dell'esistente da diminuire gradualmente, spese per il futuro, quali istruzione ed innovazione, quindi molto importanti, da espandere di pari passo con la riduzione delle prime, e spese per la manutenzione dello stock di capitale sociale da valutare in termini quantitativi con l'ausilio dell'analisi costo-benefici. La UIL ritiene che il disegno di legge sul federalismo fiscale non sia il punto di arrivo, bensì quello di partenza per cambiare radicalmente lo Stato. I tributi locali dovranno essere possibilmente pochi, numericamente parlando, e chiari, un'operazione di trasparenza fiscale che deve essere accompagnata da una riforma dei poteri locali. Giudizio diffuso è che le province sono obsolete e inutili. Ad esse il pensiero riformista ha voluto sempre contrapporre i consorzi tra i comuni. Tre livelli di decentramento sono troppi e se ci deve essere un legame chiaro tra spese e tassazione, gli elettori hanno più difficoltà a giudicare le giunte provinciali perché non sanno bene quali ne siano le competenze. Le province sono un ente inutile, riconosciuto da tutti, ad eccezione dell'UPI. L'argomento era stato all'ordine del giorno della campagna elettorale, ma poi sotto sotto si è cercato invece di ampliarne il numero. Vi sono almeno 47 progetti per l'istituzione di altrettante nuove province. La loro abolizione, controbilanciata da una razionale attribuzione dei compiti a comune e regione, darebbe ossigeno alla finanza pubblica. Sul tema si presenta degna di attenzione l'ipotesi lanciata dal ministro Brunetta. Se alcune cose non le condividiamo, credo che questa vada nella giusta direzione, almeno dà un là preciso per dire che cosa si intende fare. E dice questo: De Brunetta ha dichiarato: le farei diventare un consorzio nel quale il presidente sia il sindaco del comune più grande e i consiglieri di altri sindaci della zona. E questo, diciamo, è una proposta per cominciare a dibattere su questo annoso problema. Tutti dicono che si devono abolire le province. Un gruppo di imprenditori veneti ha promosso una campagna dal titolo "Non serve, non vota".
che ha già raccolto migliaia di firme per invitare a non votare per le province alle prossime elezioni. L'abolizione delle province deve portare alla soppressione di doppioni nella gestione dei servizi e utilizzare tutte le risorse risparmiate, oltre 16 miliardi l'anno. Voglio ricordare che erano 14 miliardi di euro nel 2005, quindi si aumentano in un modo vertiginoso, per tagliare le tasse. Questo che cosa servirebbe? Servirebbero per tagliare le tasse agli italiani, e faccio una sottolineatura, ovviamente dando priorità ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Diciamolo con franchezza, le province sono trasformate in isola della politica autoreferenziale, cioè proprio in quello che la politica deve non essere più. Permettetemi di ricordare quello che già ebbe il coraggio di sostenere e scrivere nel suo programma elettorale Ugo La Malfa: l'abolizione delle province. Ne parliamo di tanti e tanti anni fa. Si impone ora, per coerenza, un'ulteriore riflessione su un tema che, investendo un diverso livello istituzionale, potrebbe essere oggetto di un dibattito ad hoc. In concomitanza con il superamento delle province, dovrà essere considerato anche quello per la rete delle prefetture, quindi ci sarebbe un ulteriore risparmio di alcuni miliardi di euro all'anno. Voglio poi ricordare che i numeri forniti dagli enti locali alla Corte dei Conti dimostrano che il loro debito complessivo ha superato i 31 miliardi di euro, 31,86 miliardi. Ricordo ancora che la Corte Costituzionale ha definito le comunità montane enti costituzionalmente non necessari. Da uno studio condotto recentemente risulta che molte delle comunità montane istituite in varie regioni siano assolutamente inutili. Muove da questa considerazione la nostra richiesta di ridurre drasticamente il numero delle stesse, trasferendo poteri e risorse direttamente ai comuni. Si impone parimenti una riflessione in merito alla sostenibilità economico-finanziaria del servizio sociosanitario regionale. Il pieno soddisfacimento della domanda di servizi ed il miglioramento qualitativo delle prestazioni richiedono l'aggiornamento continuo dei processi inerenti ai servizi sanitari e non. Per questi ultimi, in particolare, ritengo si debba avere la consapevolezza che è possibile un significativo recupero di efficienza dei servizi attraverso una radicale riorganizzazione degli stessi orientata alla centralizzazione e alla specializzazione. Per ottenere questo risultato vanno incentivate le condizioni per l'operatività in dimensione sovraziendale, in ottica di area vasta, che possono garantire attraverso interventi organizzativi la riduzione del consumo di risorse e l'ottimizzazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'appropriatezza delle stesse, pur continuando ad assicurare una risposta adeguata alla crescente domanda di fabbisogni sanitari mediante la garanzia dei livelli essenziali di assistenza.